Carissimi amici di Matto Scacco, tenetevi forte che state per vedere la partita probabilmente più bella che abbiate mai visto e spero di riuscire a trasmetterla, a comunicarvela in ogni singola mossa, perché in questa partita Karpov si è veramente superato. E buongiorno amici di Matto Scacco, oggi vediamo questa partita che è devastante. Noi sappiamo che Karpov è stato campione del mondo, in questa partita gioca contro Georgiev, un altro grande maestro che all'epoca viaggiavano tutti sui 2600 punti, quindi partita devastante. Karpov va al lato dei bianchi, quindi noi ci immedesimiamo in lui e sappiamo lo stile posizionale di Karpov, che è noto proprio per manovrare alla perfezione i suoi pezzi, più che magari per fare grandi super sacrifici alla tal. Quindi ci aspettiamo una partita posizionale e ti spoiler che è così solo per metà della partita, dopodiché ci saranno dei grandissimi fuochi d'artificio, ma quei fuochi d'artificio arrivano proprio per una comprensione potentissima della posizione. Allora, partiamo da qui, dal medio gioco, non ci interessa l'apertura perché è da qui che succedono le cose più belle e proviamo ad analizzare insieme la posizione. Allora, chi è che sta meglio dei due giocatori? Beh, io vedo subito a colpo d'occhio un pedone arretrato in C6, un pedone che potrà essere target d'attacco, non so, con magari torri in C1, varie manovre, pezzi che attaccano qui sopra. Farà molta difficoltà il nero a spingere questo pedone, anche perché la casa C5 è ben controllata dal bianco, ma se mai il nero dovesse spingere questo pedone, dopo una serie di cambi rimarrebbe il pedone di 5 isolato. Quindi questa, diciamo, è la debolezza del nero e probabilmente il bianco dovrà giocare sull'ala di donna, in particolare sul pedone C6, e anche la catena di pedoni ti indica sempre il lato della scacchiera dove devi attaccare, quindi tutto combacia per il bianco in un attacco sull'ala di donna, sulla debolezza in B5, eccetera eccetera. Fin qui siamo d'accordo. Il controgioco del nero, mettiamoci anche un po' nei panni del nero, non si gioca mai a scacchi in senso unilaterale ma sempre bilaterale. Il controgioco del nero potrebbe essere magari in cercare di evitare il gioco sul pedone C, magari uno dei modi per renderlo meno debole, spingere B5, classica manovra anche tipica del controgioco sull'attacco di minoranza, cavallo B6, cavallo C4. A questo punto, piazzando un cavallo C4 ben sostenuto, il nero riesce a fermare gli attacchi frontali contro il pedone C6. Altre possibilità di giocare sono, così come gioca ora il nero, alfiere 7, possibilità di spingere il pedone fino a F4 e cercare un controgioco comunque sull'ala di re. In partita è andata in questo modo. Karpov c'è anche ora l'attacco su B4, Karpov gioca torre a B1 e arriva ora a 5. Benissimo. Un momento cruciale della posizione. Ogni spinta di pedone cambia la posizione in maniera irreparabile e ora bisogna cercare di capire questo pedone B che cosa farne. Si può catturare? Si può spingere? Oppure si può supportare questo pedone. Ora ti chiedo di provare a mettere un attimo in pausa il video e cercare di capire tu al posto di Karpov che cosa avresti fatto. Quindi cattura il pedone a 5, spingi il pedone o lo sorreggi col pedone a 3, metti in pausa il video e pensaci un attimo. Ok, qui la risposta corretta è catturare il pedone. Ovvio, non si può catturare col pedone, altrimenti si perde l'alfiere, qui bisogna catturare con la torre. Vediamo un attimo perché le altre possibilità non vanno bene. La spinta permetterebbe al nero di sbarazzarsi della debolezza del pedone C con possibilità di guadagnare ancora più spazio con la spinta C4 e il bianco non può permetterlo, quindi è obbligato al cambio. E ora qui sia la cattura di cavallo che quella di pedone mi piacciono tantissimo e il nero sta molto bene. In futuro cavallo B6, il nero qui ha risolto tutti i suoi problemi. Quindi B5 era da escludere, così come anche da escludere A3, poiché dopo cambio è aperta la colonna A, il nero può sempre cercare il suo piano con B5, cavallo C4 e qui il pedone B4 ora del bianco è veramente debole e penso che il nero abbia un ottimo gioco. Quindi anche un po' per esclusione la mossa che viene giocata in partita è la cattura. Ops, scusami,
ho fatto qualcosa che non andava, è stata la cattura e dopo torre per A5 qui Karpov gioca un'altra mossa che io considero eccezionale. Attenzione, ora possono arrivare molte cose, torre a 3, raddoppi di torre. Ora il nero, se noi non giochiamo bene, rischia veramente di poter prendere spazio e anche per evitare la fortissima manovra che abbiamo già citato varie volte, B5, cavallo B6, cavallo C4, Karpov gioca A4 per fermare questa torre che poteva scendere, fermare il pedone B e già questa mossa è molto interessante, andare a avanzare con un pedone che al momento diciamo è sostenuto da un fortissimo cavallo. Torre 8 da parte del nero, forse non la risposta migliore, forse qui a raddoppiare le torri ci poteva stare. E ora questa mossa che arriva del bianco mi fa parecchio sorridere perché è una classica mossa in stile scuola russa. Ora, la scuola russa aveva un modo di giocare molto particolare, tra l'altro sulla nostra Accademia di Mattoscacco c'è il corso completo I segreti della scuola russa del maestro internazionale Bulivangel e qui Karpov gioca la... Oggi diremmo inutile perché se la vai a analizzare col motore è inutile, però mossa alfiere F1. Una mossa dove dici, ma intanto mettiamo questo alfiere in sicuro, sai, c'è un super attacco a raggi X su questo alfiere, mettiamolo al sicuro perché magari un giorno questo cavallo se ne andrà da qui, la torre vorrà attaccare sulla colonna C, lì c'è un alfiere sospeso e guarda come i grandi maestri e i super grandi maestri cercano anche preventivamente, anche perdendo un tempo, di non lasciare mai pezzi che potrebbero un giorno essere attaccati dal nostro avversario. Questo è in stile karpoviano e in stile scuola russa. Anche l'avversario, alfiere F8, per aprire un po' questa colonna e per anche magari copiare un pochettino Karpov, forse anche prima ho detto Carlsen, ok, comunque Karpov, col bianco sta giocando sempre Karpov. Donna C2 e adesso arriva G6. G6 probabilmente per fianchettare questo alfiere, ma ho evidenziato in rosso questa spinta G6 perché la spinta G6 indebolisce definitivamente l'arrocco del nero. Ok, prenderà mica scaccomatto il nero dopo aver indebolito con la spinta G6? No, ma noi sappiamo che due pedoni della Rocco spinti creano un indebolimento e una vecchia volpe come Karpov non può lasciarsi scappare questa opportunità. Ora, se fossi io a giocare e io non sono Karpov, giocherei molto più tranquillamente, con uno stile molto più tranquillo, non so, magari alfiere G3, alfiere pedone G3, alfiere G2, sempre per cercare di attaccare un pochettino anche questa debolezza, insomma uno stile molto più tranquillo. Qui Karpov sorprende tutti noi giocando una mossa incredibile e la mossa è pedone in E4. Porca vacca quanto è bella questa mossa. Allora qui Karpov ha una splendida catena di pedoni e non si capisce il perché dovresti rovinare una catena di pedoni e te lo dico io il perché ha visto la spinta del pedone in G6 e quindi E4 è per aprire la posizione e iniziare gli attacchi sul re. Ovviamente si minaccia anche di avanzare ancora, quindi il nero deve catturare e dopo cavallo cattura, tempo sulla donna che si deve muovere, la donna va in F4 e ora arriva alfiere C4. Finalmente iniziamo a vedere qualcosa di concreto, ci sono possibilità di attacco qui, donna in B3 per raddoppiare. Insomma, iniziano a esserci cose. Ora, attenzione, volutamente Karpov si è autocreato il pedone isolato in D4, quindi la struttura è cambiata definitivamente e ti è esplosa in mano la posizione, perché attenzione, ora ci sono attacchi, cioè il nero ha del controgioco che prima non aveva, quindi questo quando fai una mossa come 4 devi considerare che la posizione veramente ti esplode nelle mani e qui è esplosa e devi essere ovviamente bravissimo a gestirla. Arriva alfiere G7, torre 2 per raddoppiare le torri, arriva la spinta in C5, adesso è tutto aperto, alfiere aperto, torre aperta, cioè anche il nero ha delle possibilità, semplicemente anche delle possibilità di cambio, perché se il nero riesce a cambiare un po' di pezzi la posizione si semplifica parecchio e anche l'attacco del bianco svanisce.
ma Karpov ha le idee ben chiare e gioca D5, chiude momentaneamente la posizione per in futuro anche eventualmente riaprirla con D6. Quindi al momento la posizione si è un attimo richiusa dopo D5, il nero decide di tornare un pochettino alla difesa, il raddoppio delle torri, torre in ava in D8, forse non la mossa più attiva in assoluto, e arriva donna B3. Come vedi, donna B3 con l'idea che non appena io spingo il pedone si riapre la batteria. Arriva alfiere A8 e ora il G3 per scacciare la donna, donna in B8. E adesso arriva D6. Ora c'è l'attacco su F7, bisogna difenderlo come se non con torre F8, e ora attenzione che c'è tanta pressione sul re, donna e alfiere su questo punto, torri che possono entrare in settima. Come Karpov mette fine a questa posizione? Pensaci qualche secondo. Ok, la prima cosa che magari ti potrebbe venire in mente è la tipica manovra cavallo in H4, cavallo G6, non puoi catturarmi il cavallo in G6 perché c'è il pedone in F7 inchiodato, ma questa manovra risulterebbe molto lenta, il che permetterebbe al nero di giocare subito cavallo E5, con idee di cambio, tengo tutto e non ci sono più problemi di questo tipo. Quindi cavallo all'esterno non va bene, la mossa che vince è alfiere per F7, babam! Tutto ciò ovviamente è stato possibile solo dopo che il nero ha giocato la spinta G6, quindi una comprensione di Karpov devastante. Torre per F7, ovviamente c'è sempre questa possibilità, ma è molto lenta. Karpov trova ora di meglio che cavallo in G5. Si gioca sull'inchiodatura, se mi catturi il cavallo e perdi forte, arrivano queste, giocando sempre sull'inchiodatura, e non si possono evitare queste mosse. Infatti in partita va proprio così, arriva cavallo per G5, si gioca, ora attenzione che la donna entra, quindi torre in diva in F8. Il problema ora è che possono arrivare anche torri qui per continuare a aumentare la pressione, o in stile karpoviano, bam, torre in E8, ovviamente si attacca alla regina, e se questa torre viene deviata si entra veramente. Donna per D6 risponde il nero, e qui fuochi d'artificio ovviamente. Donna per F7, anche la torre in F8 è inchiodata, il re si deve spostare, re in H8, e qui si chiude in grandissimo stile. Come si chiude questa partita? Karpov trova ancora una volta una mossa eccezionale, che è cavallo in A6 con minaccia di matto in G7, ed è su questa mossa che il nero abbandona. Ovviamente la donna non è in presa perché questa torre è inchiodata. Come sarebbe potuta continuare la partita? Non so, il nero salva l'alfiere dal matto, ma arriva cavallo per F8 e non so, cavallo per F8, e qui torre praticamente matto, e per salvarti dal matto sei costretto a darmi la regina con partita devastante. Quindi, se d'accordo, rivediamo un attimo il punto saliente. Secondo me il punto saliente è stata questa splendida mossa di cattura in A5, e su torre qui, con anche minacce di torre in A3, è arrivata A4. A4 ha fermato ogni possibilità di controgioco del nero, e non appena il nero ha giocato la spinta G6 c'è stato un indebolimento, e Karpov ha pensato subito di aprire la posizione perché ha visto leggermente il re nero meno al sicuro, E4, e questo ha permesso subito attacchi contro il re. Alfiere in C4 che guarda subito il punto F7, guarda come è stata preparata pian pianino questa posizione, fin quando non c'è stato poi il sacrificio dell'alfiere in F7, con ovviamente combinazioni ben calcolate, ben ponderate, che hanno portato matematicamente il bianco ad una vittoria netta. Bene, io spero che la partita ti sia piaciuta. Ti invito a visionare anche appunto sulla nostra Accademia di Mattoscacco il corso I segreti della scuola russa. Troverai svariate ore di video lezioni dal maestro internazionale Bulivangel, che insegna un pochettino come ragiona la scuola russa, e soprattutto
da come si iniziano a studiare gli scacchi, da quale parte del gioco inizia a studiare, proprio in stile scuola russa. Bene, noi ci vediamo nel prossimo video. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, molto importante, in pochissimi lo fanno, in tanti guardano i nostri video ma in pochi si iscrivono, quindi se lo fate ci fate un grandissimo piacere. Alla prossima, ciao!